Una sala gremita di gente oggi presso l'aula magna del liceo Martin Luther King di Favara in occasione di un incontro dedicato alla giornata della memoria. L'evento è stato organizzato per i ragazzi delle classi quinte dell'istituto. Presenti, oltre al dirigente scolastico Salvatore Pirrera e i vicari Mirella Vella e Giuseppe Bernardo, anche l'assessore comunale di Favara Rossella Carlino, i rappresentanti dell'AMPI e dell'Istituto Studi e Ricerca Calogero Marrone e il professor Gerlando Cilona, ex docente della stessa scuola superiore. La giornata di oggi si inserisce nella giornata della memoria, del fatto che noi non dobbiamo dimenticare i danni che hanno causato le guerre del passato e le guerre del presente, e quindi è bene che i nostri giovani prendano consapevolezza e coscienza degli avvenimenti del passato per non ricommettere poi in futuro gli stessi errori. Agli studenti è stato distribuito un breve questionario sul giorno della memoria, da compilare per capire quale sia effettivamente la conoscenza dell'argomento presso i maturandi. Durante l'evento è stata colta l'occasione per ricordare le vittime della Shoah, ma soprattutto i favaresi che sono caduti durante la Seconda Guerra Mondiale. Dopo vari interventi è stato proiettato un video realizzato dagli stessi studenti della scuola di Viale Pietro Nenni. Il corto, dopo un breve riassunto di quelle che furono le atrocità conosciute con il nome di Olocausto, ha ricordato l'omaggio che la comunità riconosce agli eroi favaresi caduti durante il conflitto con monumenti e strade. Via Soldato Marotta, via Soldato Vullo e via Sottotenente Iacono sono solo alcune di queste. Nello specifico è stata analizzata la figura del favarese Calogero Marrone, che durante il conflitto ha dato anima e corpo per procurare documenti falsi ai perseguitati dal nazifascismo, fino a quando lui stesso è stato deportato dai suoi persecutori. I nostri alunni hanno realizzato un video, ma il video anche è interessante perché non solo parla dell'Olocausto, ma quanto ci fa ricordare come ci sono stati degli eroi favaresi che hanno perso la loro vita, che sono morti nei campi di concentramento, e proprio per raccordarci con quella che è la finalità ultima di valorizzare anche il territorio, inserendoci in attività progettuali quali conosco e valorizzo il mio territorio, i ragazzi hanno fatto una ricerca storica, coordinati e guidati anche dal docente Gerlando Cilona, e hanno cercato di capire come la guerra non sia stata lontana ma quanto legata anche alla città di Favara, che ha perso proprio uomini illustri. Un incontro emozionante che ha dimostrato la volontà, anche da parte delle nuove generazioni, di non voler dimenticare il nobile gesto di chi, durante il periodo storico più buio dell'umanità, ha dato la propria vita per salvarne molte altre.